Buonasera puntualissimi, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Ci sono anche due consiglieri regionali, un ex e il presidente dell'Ance Calabria fra le persone finite nell'inchiesta Libro Nero della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. L'operazione della polizia ha portato all'arresto di 17 persone. La cosca reggina, tra le più potenti che operano nel territorio, aveva servito a 6 politici, imprenditori e professionisti. Sono tornati a protestare questa mattina alla Cittadella i tirocinanti impiegati negli enti locali che temono di essere penalizzati rispetto a chi opera nei ministeri. Centro storico di Cosenza, terreno di scontro fra la ministra Lezzi e il sindaco Chiuto. Il sindaco dice: rispettate le regole. Ricco calendario di appuntamenti per l'estate mormannese, cultura, gastronomia, musica in primo piano. Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network e ben ritrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli: il terremoto giudiziario a Reggio Calabria con l'operazione odierna. Ci sono anche due consiglieri regionali, un ex, il presidente dell'Ance Calabria, fra le persone finite nell'inchiesta denominata Libro Nero della Direzione Distrettuale Antimafia Reggina, che ha portato all'arresto di 17 persone. Sono finiti in manette in 17 a Reggio Calabria nel corso di un'importante operazione di polizia coordinata dalla DDA Reggina, colpita la storica cosca di 'ndrangheta dei libri, e per questo l'operazione è stata denominata Libro Nero. Gli inquirenti hanno scoperchiato un vero calderone bollente, scoprendo che noti imprenditori erano del tutto asserviti alla consorteria criminale. Da una parte questi imprenditori accrescevano le loro ricchezze e dall'altra finanziavano la stessa cosca, ma sono coinvolti anche professionisti e politici locali e regionali. La cosca Libri è in grado infatti di gestire un grande bacino di voti e questo le consente di pilotare l'elezione di suoi candidati di riferimento. In manette è finito il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Nicolò, eletto con Forza Italia e il cui padre, scomparso misteriosamente nel 2004, era rimasto coinvolto in inchieste di 'ndrangheta. Le intercettazioni lo inchiodano, determinanti anche le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Si tratta di espressioni politiche ed imprenditoriali di primissimo livello che evidentemente attengono agli investimenti che in ambito imprenditoriale, in ambito politico la stessa cosca faceva. Quando gli stessi collaboratori che su questo si sono soffermati in maniera specifica hanno fatto riferimento a questi soggetti come espressione della cosca Libri. Ai domiciliari il capogruppo PD alla Regione Calabria Sebi Romeo, non collegato alla cosca Libri, ma che l'inchiesta lambisce in relazione ad un episodio di tentata corruzione che vede coinvolto anche un maresciallo della Guardia di Finanza. Indagato anche l'ex consigliere regionale del PD Demetrio Naccari Carlizzi. Sia chiaro, le accuse vanno provate, ma il quadro che emerge dall'operazione Libro Nero della DDA di Reggio Calabria è a dir poco devastante per la politica calabrese. I magistrati ipotizzano legami d'affari tra la politica e la cosca Libri, la più attiva e la più pervasiva nel territorio reggino. Nelle carte si raccontano episodi, fatti e circostanze dai quali si evince un rapporto di assoluto asservimento alle volontà criminali di affermati imprenditori e di politici locali e regionali. L'intreccio che emerge è inquietante e restituisce un quadro di mafiosità che pervade ogni settore della società. Nell'inchiesta figurano professionisti, imprenditori e appunto la politica. Un'unica grande consorteria legata da vincoli di complicità finalizzata al raggiungimento di più obiettivi, dalla crescita imprenditoriale ai pacchetti di voti in occasione delle consultazioni elettorali, dalle comunali alle provinciali fino alle regionali. L'organizzazione, se possiamo utilizzare questo termine improprio, ma rende bene l'idea, provvedeva anche a distribuire benefici di vario genere, dai posti di lavoro agli incarichi fiduciari e finanche alla risoluzione di problematiche presso le pubbliche amministrazioni, una sorta di mutuo soccorso a disposizione di affiliati e amici degli amici. L'inchiesta ha colpito in maniera pesante due partiti, Fratelli d'Italia e il Partito Democratico. La Commissione Nazionale di Garanzia ha disposto l'immediata sospensione di Sebastiano Romeo, capogruppo del PD in Consiglio regionale, da tutti gli organismi di partito e dall'albo degli iscritti e degli elettori del partito. È un vero e proprio terremoto che scuote dalle fondamenta l'organizzazione partitica, tanto è vero che il senatore Ernesto Magorno, appresa la notizia dell'inchiesta Libro Nero, ha deciso di autosospendersi dal PD. Magorno auspica un serio intervento del PD nazionale in Calabria.
E intercettazioni ambientali e telefoniche proprio per ricostruire le ingerenze fra l''ndrangheta e la politica nel prossimo servizio. Vediamo. Politici e imprenditori al servizio della Cosca Libri. Queste alcune delle intercettazioni finite nel fascicolo dell'inchiesta Libro Nero contro la potente consorteria mafiosa che per sviluppare i propri interessi criminali sarebbe stata in grado di interferire nelle dinamiche economico-imprenditoriali locali, ma anche di infiltrarsi in quelle politico-elettorali del territorio cittadino, gestendo un consistente bacino di voti. E in occasione delle regionali del 2014 la Cosca avrebbe avuto un ruolo centrale. Ecco una conversazione captata dagli inquirenti in cui gli indagati commentano il risultato. Una cosa nostra, è una cosa nostra, cioè non è come a noi, va? Con San Giù, in Cina. Allora San Giù lo so adesso. Ora dobbiamo mantenere. Ma tra le carte dell'inchiesta c'è anche un'altra intercettazione dove uno degli indagati, Giuseppe Tortorella, ex assessore all'urbanistica negli anni 90 del comune di Reggio Calabria, da oggi ai domiciliari compara la sua condotta criminale a quella del boss di Cosa Nostra, Totò Riina. Questo sai come ragioni tu? Come arrivi? Scattare così? Gesù, hai fatto una cosa. Sa come ragioniamo? Come abbiamo Tortorella? Sa qual è la differenza tra me e Rina? Rina è stata il suo internazionale, è ogni volta che no, hai una luare, una buona città, il tanto ci dà un pezzo di togani. L'inchiesta ha dunque consentito di ricostruire gli assetti e le dinamiche operative della Cosca Libri, una delle più potenti articolazioni dell''ndrangheta unitaria. E sono state tante le reazioni da parte del mondo politico all'operazione odierna, fra espulsioni dai partiti e anche la richiesta di scioglimento del Consiglio regionale. Come era prevedibile, l'operazione di oggi ha scatenato reazioni e polemiche da parte delle forze politiche per il coinvolgimento di esponenti di diverse coalizioni. Sostegno alla magistratura tuona il PD con il segretario nazionale Zingaretti prima e il commissario calabrese Graziano poi, che parla di quadro preoccupante che emerge dall'inchiesta Libro Nero. L'auspicio, dice Graziano, è che si faccia chiarezza in tempi brevi. L'inchiesta farà il suo corso, ma il codice etico del Partito Democratico prevede l'immediata sospensione degli iscritti coinvolti. Restiamo garantisti, ma è chiaro che il partito non può più rimandare l'avvio di un percorso di radicale rinnovamento. Stessa linea adottata da Fratelli d'Italia, che ha annunciato l'allontanamento di Alessandro Nicolò a scopo cautelativo, dicono, e annunciano di essere pronti a costituirsi parte civile in un eventuale processo. Ci consideriamo, dicono, ancora parte lesa in questa vicenda, giacché sono note le nostre storiche battaglie contro ogni forma di criminalità organizzata, e concludono dicendo che non vogliamo delinquenti tra le nostre fila. Parlano di emergenze in Calabria i pentastellati, che dicono l''ndrangheta ha pesantemente infiltrato la classe politica regionale della nostra regione, va fatta pulizia immediatamente, e chiedono lo scioglimento del Consiglio regionale per ristabilire la legalità. Questa situazione non è più sostenibile, scrivono i grillini, va fatta un'operazione di bonifica e solo il Movimento 5 Stelle lo può fare. Siamo stanchi di sceneggiate, concludono poi, si vada al voto subito per liberare la Calabria dal malaffare. Ma vediamo chi è realmente la Cosca Libri, una tra le più potenti che operano nel territorio calabrese, che aveva asservito a sé politici, imprenditori e professionisti. La Cosca Libri è una delle organizzazioni criminali storiche di Reggio Calabria, fortemente interessata dalla guerra dei cosiddetti 1000 morti che insanguinò la città dello Stretto a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. Personaggio centrale è stato Mico Libri. La Cosca Libri Tegano De Stefano si scontrò contro gli Merti e i Serraino Condello, veramente scontro che fece tremare l'Italia. C'erano 2-3 morti al giorno. Poi venne trovata la pace, una pace sancita anche grazie all'intervento, si disse, non solo dei Mamma Santissima dell''ndrangheta calabrese, ma anche dei siciliani, di Totò Riina, i corleonesi, che vollero imporre appunto questa pax
nella città rispetto alla quale vi era un'attenzione esagerata proprio a causa dei morti ammazzati da parte dello Stato. La Cosca Libri è rimasta uno dei patriziati, non solo ovviamente reggini, ma calabresi, patriziati, quelli mafiosi in grado di influenzare le questioni politiche, le questioni imprenditoriali, di condizionare insomma l'andazzo sociale di un'intera comunità. Così dimostra questa indagine della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, un'indagine riferita alle elezioni regionali del 2014 che conferma l'interessamento della Cosca Libri, ma si ritiene che la DDA abbia altri elementi su altre cosche che nel 2014 hanno esercitato la loro influenza sul territorio per favorire questo o quel candidato dell'uno o dell'altro schieramento, sia in qualche maniera di insegnamento, quello che disse Giuseppe Pelle, famosissimo boss di San Luca, figlio di Antonio Pelle Gambazza, che non sapeva di avere in casa una microspia e che spiegava ai suoi: dobbiamo leggere uno da quel lato, uno dall'altro lato, in maniera tale da avere influenza nell'uno e nell'altro caso, cioè se vince il centrodestra, se vince il centrosinistra. Ecco, quelle parole di Pelle esprimono questa nuova 'ndrangheta che va a braccetto con la politica, non lo fa per ideali, ma lo fa esclusivamente per interesse. Rispetto al passato, una 'ndrangheta che è in grado di giocare su più tavoli con due mazzi di carte in maniera da avere appunto coperture per gli affari che deve portare a termine, che non sono solo affari violenti, ma sono soprattutto affari imprenditoriali, come queste ed altre inchieste condotte a Reggio Calabria e non solo a Reggio Calabria dimostrano. Lasciamo solo per il momento la cronaca, parliamo di lavoro, perché sono tornati a protestare questa mattina alla Cittadella, a Catanzaro, i tirocinanti impiegati negli enti locali, che temono di essere penalizzati rispetto a chi opera nei ministeri. A 60 anni, io domani dovrei compierne 60? Mi spiegate il tirocinio a che cavolo serve? A me e a tanti altri? Io sono un tirocinante e sto facendo a tutti gli effetti l'operaio, senza garanzie. Sindacati e Regione Calabria, siete una vergogna! Come dare torto a quest'uomo che a 60 anni deve lottare per ottenere un tirocinio, ossia un qualcosa che per definizione inizia ad una professione o un mestiere. È uno dei tanti paradossi del mondo del lavoro, anzi del non lavoro, che in Calabria vede migliaia di persone sospese tra la necessità di avere uno stipendio mensile o qualcosa di simile e la volontà di fare qualcosa di utile per se stessi o per la collettività. Nella categoria dei tirocinanti, circa 4.500 in regione, ci sono anche quelli che prestano servizio negli enti locali. 300 di loro hanno manifestato davanti alla regione a Catanzaro per sollecitare il rinnovo del loro percorso di perfezionamento formativo. I tirocinanti chiedono l'equiparazione della loro posizione a quella di chi ricopre lo stesso ruolo negli ambiti della giustizia, del MIUR e del MIBACT, per i quali è stato previsto un diverso percorso. Noi chiediamo, come sempre, quindi torniamo sempre al retroso, che vogliamo i nostri diritti. Hanno buttato in mezzo alla strada migliaia e migliaia di padri e madri di famiglia facendo tirocini. Prima tirocini a 400, a 500, a 800 e via di seguito. Oggi invece noi ci troviamo a fare di nuovo tirocini, ma tirocini di inclusione. Il tirocinio di inclusione ti porta in una banda larga in cui tu non sai nemmeno se poi verrai scelto, ma noi chiediamo oggi qui all'assessore Robbe che noi vogliamo non tirocini, a parte il fatto che vogliamo un lavoro vero, un lavoro legalizzato, non lavoro nero. Il lavoro nero non sussiste, perché io con 500 euro al mese non mando avanti una famiglia come tutti i miei colleghi. Alla protesta di fronte alla regione ha partecipato anche una delegazione di sindaci e rappresentanti degli enti che utilizzano all'interno delle proprie strutture i tirocinanti. Sono 20 anni che queste persone non riescono a costruire un futuro. Noi come Comune di Cosenza abbiamo la necessità di queste persone, abbiamo la necessità di queste professionalità. La carenza di organico ormai è conclamata negli enti locali, negli enti pubblici, quindi per noi diventa necessario, diventa determinante la professionalità di queste persone, la loro competenza. E restiamo a Catanzaro per un'altra protesta, quella dei trasportatori del gruppo AZ.
Hanno incrociato le braccia gli autisti del gruppo AZ. Ecco la manifestazione davanti alla sede dell'azienda a Catanzaro. Contestano l'atteggiamento del gruppo che vuole attuare una cessione di ramo d'azienda, in questo caso del settore autotrasporto. Noi riteniamo assolutamente fuorviante la procedura che loro stanno facendo, in quanto ovviamente non rispetta le norme vigenti. Quindi siamo qui a protestare, i lavoratori continueranno a protestare. E ci auguriamo una cosa, che proprio nel rispetto della norma, quindi sullo sciopero, che non avvenga da parte dell'azienda un'intermediazione di manodopera da parte di altri, perché eventualmente saremo costretti ad alzare il livello di contestazione e di manifestazione del disagio di queste maestranze. I lavoratori sono preoccupati per il loro futuro occupazionale e rivolgono un appello anche alla politica. Quello che oggi sta succedendo ai lavoratori della Z è una cosa, a mio avviso, molto grave. Una mancanza e una riduzione di tutela nei confronti dei lavoratori stessi, che necessitano questo, perché alle prestazioni dei lavoratori che esercitano ogni giorno deve corrispondere un diritto, non è nessun regalo, ma è semplicemente un diritto. È di questo che si deve rendere conto la politica in genere, e noi in quanto amministratori abbiamo il dovere di stare sempre dalla parte del più debole. La parte debole è rappresentata dal lavoratore, che deve necessariamente essere tutelato con tutta la forza possibile. La politica adesso con il centro storico di Cosenza, che è un terreno di scontro fra la ministra Lezzi e il sindaco di Cosenza, appunto Mario Occhiuto. Il sindaco dice: rispettate le regole. E scontro tra il ministro per il Sud Barbara Lezzi e il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto sui fondi per il centro storico della città dei Bruzzi. Differenze di vedute emerse nel corso della presentazione a Catanzaro del CIS, il contratto istituzionale di sviluppo. Da parte del sindaco di Cosenza è arrivata con insistenza la richiesta di finanziare il restauro di immobili privati. Ecco, il Fondo Sviluppo e Coesione, da cui attinge le risorse il contratto istituzionale di sviluppo, quindi anche quello del centro storico, non può finanziare immobili privati. Vi abbiamo detto che inseriremo il progetto centro storico in questo CIS, che si porterà dietro la sua dote di 90 milioni che non c'entrano con tutti gli altri, e procederemo con tutti i progetti che vorrà presentare che riguardano immobili pubblici. Occhiuto però si dice deluso dal ministro Lezzi e parla di tavoli istituzionali inutili che bloccano lo sviluppo. Il Comune di Cosenza ha già ottenuto un finanziamento di 90 milioni di euro destinato al centro storico a valere sui CIS, che sono i contratti istituzionali di sviluppo già deliberato dal CIPE. Dopo una serie di incontri, ribadisce Occhiuto, il CIS ha già ottenuto l'ok del Ministero. Io ho qui le schede che mi hanno rilasciato lo stesso Ministero dei Beni Culturali, in cui si inquadrano tutte le tipologie di intervento, che tutte ritenute ammissibili. Mi sembra strano che oggi un ministro venga qui, evidentemente non si era letto neanche bene le carte, e dica che questo CIS del Comune di Cosenza va inglobato in un CIS che sarà a venire, che riguarderà tutta la Regione Calabria, e che non si capisce se partirà, quando partirà e di che cosa si occuperà. Adesso il sindaco Occhiuto chiede che vengano ristabilite le regole e che non si blocchino progetti e finanziamenti per il centro storico. Noi vogliamo che il CIS deliberato a favore del Comune di Cosenza e del centro storico della città possa avere un buon fine, così come è stato per la città di Taranto, di Napoli e di Palermo, che hanno già sottoscritto. I politici che sono qui in Calabria non devono mettersi, come sempre fanno, di traverso e bloccare gli investimenti che qui molto faticosamente stiamo portando avanti in questi anni. Quindi noi chiediamo al Ministro, chiediamo anche al Presidente della Regione di intervenire, perché altrimenti, se questo non avviene, faremo anche, da questo punto di vista, faremo delle azioni di protesta, scriveremo, perché non è assolutamente concepibile che un finanziamento già deliberato dal CIPE possa essere bloccato. Adesso torniamo alla cronaca con altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca.
stato un omicidio volontario e premeditato, quello di Mariella Rota, la tabaccaia uccisa ieri a Reggio Calabria. L'uomo fermato, un 43enne di origini filippine, in Italia regolarmente da 5 anni, secondo quanto riferito dagli inquirenti, soffriva di ludopatia e accusava la donna di truffarlo per giustificare la mancanza di vincite. L'uomo ha praticamente decapitato la donna con una mannaia, colpendola poi altre volte. L'omicidio è avvenuto all'interno della tabaccheria. Militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri Forestali di Cosenza, unitamente al personale di Rossano e Corigliano, hanno posto sotto sequestro un ingente cumulo di sabbia rilevato furtivamente nel canale dello Stommi a servizio dei laghi di Sibari. Il sequestro è stato eseguito in un cantiere edile di produzione materiali inerti situato in località Fiume Nicà, nel comune di Cariati. I militari, dopo aver effettuato una mirata attività investigativa, hanno accertato come la ditta aggiudicataria dei lavori di dragaggio del canale Stombi si sia appropriata in modo continuato della sabbia che, secondo il progetto approvato, sarebbe dovuta rimanere sul sito ed essere utilizzata per il ripascimento delle spiagge adiacenti la foce del canale. Il proprietario dovrà rispondere di furto aggravato. Le attività sono state coordinate dalla Procura di Castrovillari. Una coltivazione con circa 1000 piante di marijuana realizzata all'interno dell'area ricompresa nel perimetro del Parco Nazionale dell'Aspromonte è stata scoperta e sequestrata a Roccaforte del Greco dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria in collaborazione con la sezione aerea del Corpo di Lamezia. Le piante, in perfetto stato di mantenimento, sono state trovate dai finanzieri in una zona impervia. Ed ora a Cosenza, al Castello Svevo, proprio nel cuore della città dei Bruzzi, dove sono stati assegnati i premi Alveare Calabria. Il premio Alveare, organizzato al Castello Svevo di Cosenza, ha coinvolto numerose eccellenze del Sud. La manifestazione, ideata dal presidente di Confapi, è nata per evidenziare il successo di realtà del territorio che meritano attenzione. Premiate imprese, giovani start-up che si sono distinte negli anni per la qualità delle loro attività. 2 in particolare premi alla memoria riservati a imprenditori di successo che guidano l'attività fiore all'occhiello dell'economia regionale. Il premio Ninetto Quattrone, giunto alla 3ª edizione in ricordo del presidente di Confapi Calabria, è il premio Vito Napoli, dedicato al meridionalista e esponente politico di origine calabrese. È un premio a chi produce, a chi crea lavoro, a chi, sfidando i venti di crisi, ha deciso di continuare a investire nel nostro territorio, di rimanere in Calabria. Ma è un premio anche alle start-up, lo diceva prima lei, ai tanti giovani e laboriosi che hanno pensato alle start-up vincenti, ma anche a quelle che si prospettano con un futuro positivo, quindi ad incoraggiare i giovani ad investire soprattutto nel loro territorio. Un premio alla cultura della legalità, chi diffonde la sicurezza e la legalità in un territorio in cui c'è ancora molto da fare, ed è un premio anche alla ricerca, alla fondazione ad un professionista riconosciuto in tutto il mondo che ha fatto tanto bene alla nostra comunità, alle nostre famiglie, ed è anche un premio a tanti calabresi che sono partiti chi con un progetto vincente, chi con un progetto a scadenza o a contratto, ma che hanno avuto fortuna e sono diventati oggi grandi manager in Italia, ma che non hanno dimenticato le radici della nostra terra. Adesso a Mormanno con il ricco calendario di eventi per l'estate 2019. 13 appuntamenti dall'8 al 28 agosto per rendere attrattivo il borgo anche dal punto di vista ludico-culturale. L'agosto mormannese è stato presentato ieri in conferenza stampa. Certamente abbiamo ogni anno cercato di alzare quella che è l'asticella della qualità. Quest'anno ci siamo riusciti ancora di più grazie al supporto soprattutto della Regione Calabria, perché per la prima volta nella storia del nostro comune siamo riusciti ad ottenere un finanziamento importante di circa 100.000 euro sugli eventi storicizzati. Questo ci ha permesso di costruire un pacchetto completo di eventi che si compone dei grandi nomi come Enrico Ruggeri, che è un cantante che ha scritto la storia della musica italiana, un cabarettista del momento che è Biagio Izzo, e tantissime altre attività. Un grande cartellone di musica, spettacolo, teatro, una vera e propria strategia di
di marketing turistico per trasformare Mormanno nella capitale estiva del divertimento e dei grandi eventi, puntando su nomi di richiamo nazionale inseriti in un ampio calendario di spettacoli, concerti, appuntamenti teatrali, senza dimenticare l'intrattenimento per i bambini, le feste di piazza e l'aggregazione per i giovani. Abbiamo realmente aumentato il livello e l'asta di qualità. Questo è frutto sicuramente di mesi di lavoro. Rossana Casale, Alessio Chiodini, Enrico Ruggeri, Sud Sound System, Manuela Villa, Biagio Izzo sono solo alcuni dei nomi che si alterneranno nella città del faro votivo. Adesso parliamo di calcio, le ultime dal calciomercato sono l'arrivo di Monaco al Cosenza, Vido a Crotone a titolo definitivo dall'Atalanta e poi Libertazzi a Rende. Però parliamo di calcio giocato, calcio d'estate, tornando proprio all'amichevole disputata ieri pomeriggio al Valentino Mazzola di San Giovanni in Fiore dai Lupi contro il Monopoli, battuti dai pugliesi per 5-1. Che il Cosenza non fosse pronto lo si sapeva, le amichevoli di agosto servono anche a questo, ad accumulare minuti di autonomia in una fase in cui si bada soprattutto a prepararsi fisicamente per la stagione che verrà. Squadra in evoluzione continua, per interpreti e variazioni tattiche, lo dimostra l'utilizzo immediato di Jeremy Bro appena arrivato in Sila e alcuni esperimenti necessari in attesa di completare l'organico. Il Monopoli di Giorgio Roselli non ha fatto sconti, dopo il vantaggio iniziale firmato dal dischetto dello specialista Mirko Bruccini, ha approfittato delle sbavature di un Cosenza in costruzione per togliersi una grande soddisfazione. Nessun dramma per i Lupi, considerato il contesto e l'andamento di una gara condizionata da una serie di topiche difficilmente ripetibili, ma se è vero che vincere aiuta a vincere, è anche vero che perdere, seppur in amichevole, non fa certo piacere, ma può essere utile per cambiare atteggiamento quando ci si troverà a giocare per qualcosa di importante in palio. Il 5-1 finale è una sferzata che non può andar giù al tecnico Braglia, una pagina da dimenticare in fretta, per riprendere il lavoro di preparazione, di consolidamento della squadra. Abbiamo fatto male, siamo stanchi, approssimativi, abbiamo fatto male, non c'è da dire altre cose. E anche come figura si poteva fare anche meglio, io penso che poi basta essere un attimino intelligenti, non è giornata, invece di continuare a sbagliare su tante cose, al di là del fatto che non giocheremo mai così, però non ci sta nemmeno di fare una figura, sta una brutta figura, bisogna assumersi le responsabilità di questa partita e andare avanti, non è che c'è altre cose da fare. Non era mai successo nei 3 anni che siamo qua di vedere certe cose, mi auguro che sia solo un episodio e che poi dobbiamo guardare avanti in ogni maniera. Queste le parole di Braglia, tornando al giocatore che è arrivato in prestito proprio dall'Atalanta, in prestito secco a titolo temporaneo e non definitivo come erroneamente annunciato prima. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Sul Mediterraneo centrale torna a ristrutturarsi l'azione dell'anticiclone africano. La colonnina di mercurio toccherà valori sopra i 35 gradi a partire da giovedì sulle zone interne ed alcune aree dei versanti ionici. Ancora un po' di nuvolosità sui versanti tirrenici e nel pomeriggio sui rilievi. Il sole invece dominerà incontrastato altrove. Domani avremo della parziale nuvolosità al mattino sui settori tirrenici, specie del Cosentino. Sereno o poco nuvoloso altrove, con qualche nuvola pomeridiana in più nel pomeriggio sui rilievi. Temperature in locale ulteriore lieve aumento con punte di 35-36 gradi sulla valle del Crati, piana di Sibari, Marchesato Crotonese e versanti ionici del Reggino. Domani poco mosso il Tirreno con venti deboli dai quadranti occidentali, lo Ionio risulterà calmo il settore cosentino per venti deboli ai regimi di Brezza, poco mosso il settore crotonese con venti deboli dei quadranti settentrionali, poco mosso il settore ionico catanzarese e Reggino per venti deboli da Maestrale, localmente moderati sul golfo di Squillace dalla seconda parte della giornata. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.